Allora, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute per questa mattinata di presentazione di un progetto di legge che abbiamo costruito e che peraltro non è ancora terminata come costruzione, nel senso che non è depositato, e la mattinata di oggi serve appunto per raccogliere ancora ulteriori elementi da inserire per far sì che sia il più rispondente a quella che è una visione, diciamo, che noi come Partito Democratico riteniamo coerente del sistema delle aree protette, ma anche rispondente alle esigenze appunto del territorio. Io ringrazio tutti voi per la presenza in questo luogo, anche direi significativo, a parte quello che vediamo nelle vetrine intorno a noi in questa stanza, ma anche al di fuori. Siamo appunto in una area ormai prossima alla laguna, dove il Sile tra pochi chilometri sfocerà in laguna, e farlo in questo luogo ci sembrava più così idoneo rispetto al tema che vogliamo affrontare oggi, e più comodo penso per tutti rispetto al Palazzo Ferrofini di Venezia. È giusto che nel territorio in qualche modo anche questa possibilità venga data a chi vuole interessarsi di questo argomento. Mi corre l'obbligo, prima di entrare nel merito dell'introduzione, di far portare il saluto a tutti voi dal comune di Quarto d'Arpino, dalla sindaca di Quarto d'Arpino, Silvia Conte, che è qui presente. Pregherei appunto di farsi avanti per un breve saluto a tutti voi. Grazie, buongiorno a tutti voi e a tutte voi. Innanzitutto sono io a ringraziare i consiglieri regionali del gruppo PD per aver accolto questo invito e aver scelto Porte Grandi e Quarto d'Arpino per questa importante occasione, e ringrazio e saluto di cuore tutte le autorità presenti, in particolare gli altri amministratori locali, Daniela Manzullo, l'ho vista e la saluto, e tutti gli altri amministratori, e in particolare Daniela molto attiva sul fronte delle battaglie dentro all'ente parco, perché questo ente possa sempre più essere quello per cui è nato, un ente capace innanzitutto di salvaguardare la biodiversità, questo habitat naturale meraviglioso che è il nostro fiume, e anche essere capace di creare quelle sinergie necessarie alla sua valorizzazione. Sinergie che non possono non vedere i comuni in prima fila. Il fatto che siamo oggi in un centro civico è sintomo di questa volontà, di questa consapevolezza. Ed è un centro civico dove, vedete, il ruolo delle associazioni è fondamentale, perché grazie a questa collaborazione ormai, vedete, pluriennale, 25 anni di attività di un'associazione naturalistica, questo luogo è un luogo di divulgazione per le scuole, e abbiamo delle sale a disposizione per questo. Vengono organizzati dei concorsi regionali che portano una ventata di freschezza proprio dalle scuole, per lo scopo di far rendere sempre più consapevoli le persone, i cittadini e le cittadine, fin dalla più tenera età, di questo legame prezioso con il Sile, con il fiume e con tutti gli ospiti che sono qua in compagnia nostra. Io ringrazio il gruppo regionale di aver scelto questo percorso, non solo questo luogo, ma anche questo stile di condividere con i portatori di interessi il progetto di riforma di questo ente, di tutti gli enti dedicati alla salvaguardia. Come amministrazione comunale, ma anche con gli altri sindaci, abbiamo posto questo tema della condivisione anche nel nuovo modello di governance dell'ente. Il Consiglio Comunale di Quarto d'Arpino all'unanimità ha approvato un ordine del giorno che chiede proprio con forza il coinvolgimento delle comunità locali, e auspico davvero che nel progetto che anche oggi ci presenterete questo sia un punto cardine per il nuovo progetto di legge. Non mi resta che augurare buon lavoro.